per deviare su un altro versante della discussione. Noi non siamo, lo diceva prima più di qualcuno, né giustizialisti né manetari, è nelle vostre file semmai che c'è qualcuno che ogni volta che qualche soggetto debole viene preso in situazioni difficili invoca le manette, invoca il fatto di buttare via la chiave dalle galere. Questo linguaggio non è il nostro e non abbiamo mai posto la questione in questi termini, per cui sciacallo, semmai, è chi trasforma una denuncia o una richiesta di chiarimento politico in una condanna alle persone che spetta ad altri e non spetta a noi. Noi non l'abbiamo mai cercata, noi non chiediamo la condanna di nessuno, chiediamo un chiarimento politico. Il Consiglio Comunale di Venezia, come ce lo si poteva immaginare, ha rispettato le aspettative, con le minoranze che hanno fortemente criticato la situazione seguita all'azione della magistratura. È stato un vero fulmine a ciel sereno, appunto l'arresto e anche la traduzione in carcere dell'assessore Boraso avvenuta poco più di 24 ore prima, insieme ovviamente a una serie di indagati a vari livelli, che è il tema che ha dominato la discussione nel Consiglio Comunale. In estrema sintesi, tutti gli esponenti delle minoranze hanno chiesto le dimissioni del sindaco Brugnaro, ritenendo che, vista la gravità dei fatti, la parola debba tornare agli elettori. Un punto particolarmente significativo che c'è stato durante la discussione è stato il ribattezzare il partito del sindaco da Coraggio Italia a Codardo Italia, in quanto il sindaco Brugnaro non si è presentato in Consiglio Comunale a Venezia. Molti consiglieri di maggioranza, d'altra parte, hanno sottolineato che, pur riconoscendo la gravità della situazione, è importante distinguere tra persone con accuse gravissime e persone semplicemente indagate. Hanno affermato che prima di prendere decisioni definitive è necessario accertare i fatti. Guardi, io ricordo Mani Pulite quando Giulietto Chiesa venne definito come un mariuolo isolato, e con questo alcuni politici di alto rango. Mario Chiesa, Mario, grazie Bettina, grazie Gianfranco, che è memoria storica. Non prendiamocela con chi non si può difendere perché ha passato la notte in carcere e che non si può difendere qui oggi. Le responsabilità sono molto più in alto. Un sindaco, essendo consapevole di quanto stava accadendo, perché gli imprenditori gli dicevano guarda che questo chiede soldi, e questo più di 2 anni fa, cosa avrebbe dovuto fare? Dirgli stai attento a non farti beccare. Qui nel nostro sportello offriamo servizi di luce e gas, telefonia fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali. Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da F Energia ci trovate tutti i giorni, dal lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30, in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina e il sabato anche su appuntamento. Durante un'operazione di soccorso, gli operatori del SUEM 118 della US 5 Rodigina sono rimasti coinvolti in un incidente, travolti da un'auto in corsa. La UIL Veneto esprime loro massima solidarietà e vicinanza, sempre in prima linea al servizio degli altri, in qualsiasi condizione, in qualsiasi momento del giorno e della notte. Anche loro non sono purtroppo esenti dai rischi sul lavoro. L'incidente è accaduto questa mattina lungo la statale 434 Transpolesana. 6 i feriti. Secondo quanto è stato ricostruito, verso le 8:40 lungo la statale è accaduto appunto un sinistro. Un autoarticolato si è messo sulla statale, un'auto aveva rallentato per cedergli il passo ed era stata tamponata da un'altra auto. L'ambulanza si stava recando sul luogo dello scontro in emergenza quando è stata travolta a sua volta da una vettura. Sembra che l'autista dell'ambulanza sia ferito gravemente, come l'infermiere, e li trasportati ai nosocomi di Verona e di Padova in prognosi riservata. 6 i feriti, tutti coloro che erano a bordo dell'ambulanza, tutti operatori del SUEM e tutti i ricoverati. È stato necessario chiudere la strada al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Zaia ha reso noto di seguire l'evolversi della situazione, che apparentemente si mostra grave, esprimendo solidarietà e vicinanza agli operatori.
Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. Buongiorno, buon mercoledì e approfittiamo per ricordarvi che domani, giovedì, non ci sarà il mercato settimanale in quanto c'è appunto la sagra del pesce e quindi siccome continuano ad arrivarci messaggini ma domani c'è il mercato, non c'è il mercato, domani non c'è il mercato ma ci sarà il prossimo giovedì. Poi loro recupereranno una giornata, sicuramente l'amministrazione sarà felicissima di dargli una giornata di recupero in pieno inverno col maltempo e sentiremo quando gliela danno. E detto questo, vi dobbiamo segnalare attenzione perché ci sono alcune ragazze giovani, potete vedere dalle foto, che in questi giorni hanno compiuto in più occasioni, diciamo, hanno tra virgolette rubato, scroccato il cibo. Una volta a un ristorante sono andate a mangiare e sono scappate senza mangiare, un'altra volta alla pizzeria che c'è a Vigo e hanno ordinato 30 euro di pizza, anche lì sono scappate portandosi via la pizza senza pagare e forse sono le stesse che almeno una di queste ha rubato una bicicletta elettrica nel quartiere della Fossetta ieri praticamente. Ecco, non abbiamo la certezza che siano le stesse perché le foto che vedete sono, diciamo, riprese da varie telecamere, quindi non sono proprio al massimo della nitidezza, ma è molto probabile che sono le stesse. Per inciso, in questi giorni ci hanno anche segnalato quei gruppi di persone che arrivano con i camper, che arrivano, si mettono magari nei giardini di Borgo San Giovanni, fanno i loro picnic e poi si dedicano a altre cose. Quindi invitiamo alla massima attenzione e segnalate alle forze dell'ordine quello che potete e magari prendete giù le targhe e comunque state molto attenti e se per caso vedete alcune di queste persone che effettivamente non destano assolutamente diciamo sospetti così, perché il periodo estivo loro sono vestite normalmente, sembrano persone assolutamente normali, ma invece si dedicano in questi giorni appunto a fare le varie attività e quindi insomma se riusciamo in qualche modo a stoccherare questo tipo di attività magari non sarebbe troppo sbagliato. Buongiorno, sono Alberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Sì, allora il motivo per cui siamo qua oggi è molto semplice, carenza del personale sanitario. Ormai il problema si fa sentire anche nella nostra piccola Chioggia. Problema che si riflette anche su altre aree della Serenissima, però Chioggia ha qualche problema in più rispetto ad altre realtà. Perché? Problema degli alloggi. Gli alloggi si trovano con fatica e soprattutto c'è un rincaro dei canoni estivi molto importante e quindi è un deterrente per quanto riguarda le persone che vogliono venire a lavorare qua. Altro problema è la viabilità della Romea. La Romea purtroppo noi sappiamo benissimo che per arrivare a Chioggia, soprattutto nel periodo estivo, è un problema per i lavoratori. Altro problema ancora è la linea ferroviaria che da tanti anni speravamo che arrivasse a Chioggia, purtroppo siamo ancora isolati da questo punto di vista. Il personale ormai è allo stremo, si lavora da troppo tempo con i contingenti minimi. I reparti stanno in piedi grazie al buon senso e al senso di lavoratori, ma questo non basta più perché comunque vengono sospese ferie, vengono sospesi permessi e i turni ormai sono troppo gravosi. Allora il motivo che siamo qua oggi è molto semplice, vogliamo iniziare a sensibilizzare la cittadinanza che non va tutto bene e soprattutto le istituzioni, in primis Regione Veneto, in quanto chiediamo un inizio di un'azione concreta per risolvere i problemi che ci sono in sanità, sia a livello locale che a livello regionale.
Federica, cosa dici? La carenza di personale che stiamo vivendo in questo momento non è solo qui nella nostra Chioggia, ma anche in tutte le altre realtà. I presidi sono stati fatti anche a Mestre, Merano d'Olo, perché la volontà nostra è di far capire che una sanità che funziona dà benessere ad una cittadinanza ed è dovere di tutti tutelare i cittadini. I servizi che vengono erogati sono di qualità, ma i nostri operatori non ce la fanno più. Stiamo parlando di circa 300 infermieri che mancano all'appello e altrettanti operatori sociosanitari, per non parlare della carenza dei medici. Quindi noi cerchiamo con questo presidio di sensibilizzare l'opinione pubblica che così la sanità non può andare avanti, bisogna investire, bisogna dare delle risorse. In Chioggia terminiamo un giro di presidi che come CGIL abbiamo organizzato in tutti gli ospedali del veneziano. L'oggetto qual è? Che più di un anno fa abbiamo consegnato oltre 20.000 firme come CGIL di Venezia alla Regione, chiedendo un piano straordinario di assunzioni e chiedendo più risorse per la sanità pubblica. C'era stato un impegno da parte della Regione, è passato un anno e siamo di fronte non solo al mancato impegno, ma all'ulteriore taglio che colpisce lavoratori, servizi, cittadini e retribuzioni di chi lavora. Quindi noi stiamo facendo questa iniziativa nel mese di luglio per dare un segnale anche che non andiamo in vacanza e poi a settembre, concluso il tour che stiamo facendo negli ospedali, riprenderemo una grande campagna a difesa della sanità pubblica chiedendo risorse per i lavoratori, assunzioni e più soldi per il contratto, visto che tutti dicono che bisogna rendere attrattivo queste professioni, ma oggi si stanno tagliando i soldi per il rinnovo del contratto. Adesso c'è Vacanze Sicure. Sappiamo benissimo che la nostra città rispetto al periodo invernale il turismo è di frequenza giornaliera da pendolare, ma anche vengono a visitare Chioggia e quindi fare le vacanze. C'è un progetto qua dentro di noi che parte ogni anno d'estate appunto per aiutare sia il litorale, la spiaggia e l'interno dell'ospedale. Fino all'anno scorso c'era un supplemento di personale con contratto a determinato. Quest'anno stiamo noi sopportando tutto il problema che c'è nel litorale all'interno dell'ospedale con stesso personale, quindi invece di fare 6-7 ore giornaliere per aiutare questo progetto, diciamo aiutare perché sarebbe facoltativo, però dopo alla fine diventa obbligatorio, facciamo 12 ore al giorno, quindi 6 ore ordinarie in più supplemento di orario per portare avanti questo progetto, perché sappiamo benissimo che il turismo quando ha problemi parte dal pronto soccorso, fa l'accettazione e entra in ospedale. Quindi è un supplemento che noi dobbiamo garantire a tutti quanti, sia agli anziani che Chioggia sta diventando sempre più anziana e sia il turismo che sta arrivando giornalmente.